Paura a Este nella notte tra sabato e domenica. Federico Soattin, 47enne del luogo, completamente ubriaco, attorno all'1 di notte si è presentato armato di macete al bar 2010 di via Matteotti, dove su un tavolino sedeva la sua ex ragazza in compagnia di alcuni amici e conoscenti. L'uomo in pochi minuti ha seminato il panico, prima scagliando l'arma contro il tavolino del bar, mancando per poco le persone sedute. Il tutto mentre qualcuno, come vediamo, stava riprendendo la scena con un cellulare. Poi si è avvicinato minaccioso ad un 18enne di Megliadino San Vitale, colpevole, secondo l'uomo, di aver cercato di opporre resistenza. A lui ha appoggiato la lama del coltello lunga 42 cm sul collo. A quel punto il giovane ha tentato di divincolarsi, finendo per restare ferito proprio al collo e anche al dito di una mano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri chiamati dai testimoni. L'aggressore, visti i militari, si è presto arreso e si è consegnato alla giustizia. Arrestato, l'uomo è stato rimesso in libertà da parte dell'autorità giudiziaria di Rovigo competente territorialmente e ora è in attesa di processo. Dovrà rispondere di lesioni e minacce aggravate, porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere. Il ragazzo, soccorso, è stato portato in ospedale. La prognosi dei medici è di 7 giorni.